Siamo in salotto, ecco, è arrivato proprio il signor Citronello. Giacomino, ma che fa? Omar, scusa un attimo, sono andato di fretta perché praticamente c'è la macchina che non mi accende. E non mi accende perché non funziona la batteria. Ma accattavo, mi sono comprato questo aggeggio che è un aggeggio cinese che non funziona proprio. Sì, ma perché grida? Non gridi. Ma scusa, io sono sempre, tu lo sai, io sono una persona pacata, sì. una persona calma, una persona tranquilla. Però quando mi arrabbio sono fatto così, è il mio temperamento. Mi sono comprato questa cosa che c'è la lampadina tascabile. Sì, vabbè. E questa qua mi serve per caricare. Che devo caricare a mia moglie? Che ti sembrava? Ce la metto nelle orecchie quando vedo se si carica un poco. Ma quella già è troppo caricata, è troppo accelerata. Me ne sono andato, scusa. Devo accendere la macchina. Lasciami stare. Ecco la signora Citronello. Signora, siamo collegati. Suo marito era indaffarato, Omar, ascolta un attimo, io sono indaffarata perché mi è venuta la felice idea di invitare la signora Trombetta. Sì, E io quando mi piace avere la casa sempre piena, in armonia, sì. Sì, invece suo marito no, E ci sto facendo qua una teglia. Ma cosa fa con quella tiglia così piccola, scusi? Per una persona quella? No, perché gli ha detto a lui di andare al mercato, accattami una pala di stoccafisso. Una pala? Come la chiamate voi? Ah, una pala, cioè nel senso uno intero, un bel pesce grande, No, sono una pala. Ho capito, è un baccalà. Sì, Non hai mai mangiato baccalà? Sì, Un baccalà bello. Sì, sì. Ce n'è meglio di baccalà. Vabbè. Bello. Vabbè. E me l'ha comprato mezza pala. Piccolino, E dopo su da loro che mi fa? Come tirchio? Ma come fa invitati e poi suo marito è tirchio? Che ci posso fare? Ora devo arrangiare, ora sto andando a mettere a forno. Al telefono, aspetta. Veda un po' chi è al telefono. Aspetta, prendo il cordlex perché quello là è... No, il cordless. Cordlex. Vabbè, Pronto? Sì. Pronto? Chi è? Chi parla? Vediamo, chi è? E chi è? È Sky. Sky amaro, che ti viene? Che cosa c'è? Sky, no. Sarà guardi. Sky, sì, per la TV, che fa? Chi sei, Carla, tu? Ma che Carla? A volte sempre mi chiama Carla quando mi va bene Sky. Chi sei? Vabbè, ma ci sono tantissimi operatori, la smetta. Flaris. Che è un nome tedesco? Sì, ma tanto sono nomi inventati, quindi. No, ascolta un attimo, Sky non mi interessa niente, no, perché il Purco si vede sempre film di notte, poi va bene. No. Vabbè. Sky, Sì, ma non parli. Ciao. Omar, Sky è pericoloso. Non le interessa, Sì, Sky è come il computer, per lui è pericoloso, perché di notte poi non si può più. Niente, ora la metto qua. Ma suona di nuovo! Di nuovo suona, signora! Di nuovo! Pronto! Chi è? Quello dei vini? Subito! Il numero 1! Che è? Chi è il numero 1? Ha avuto il numero 1? Ha detto siamo dei vini! Il vino bianco mi serve a me! Ma comunque sempre un numero 1 dici che sì, ma sarà il computer che dice prema numero 1, no? Lui, tu che ne sai di computer? Ma ti dice di numero 1 sarà quello, no? Scusa. Vabbè, la salute, Numero 1, ha avuto il numero 1 e ci mettiamo la cannetta che è il rubinetto per non dica queste cose! Non dica queste cose! No, ma a parte che non la capiscono se parla così. No, perché mi telefonano, io sono ai pesce, devo andare a mettere sul vabbè, faccia come vuole, vabbè. Al forno. Sì, faccia il pesce. Non lo so, ma ti rende conto? Ma che devo fare? Non lo so. Che deve fare? Chi è che sei? Omar, scusa un attimo, sto ripassando. Ho acceso la macchina con quell'aggeggio cinese, dai, ora qua mia moglie non sa che fare, perché quella non avendo ci chiurisce. No, non dica queste cose. Ma oggi che è tutto sto traffico? Che è? Non è traffico, è perché lei siccome ci chiurisce tutte le cose. Non dica queste cose, cosa sono quelli? E invita le persone, io mi sono costretto qua quando ci faccio a trovare qualche cosa di pesce, c'hai del pesce ventoso che glielo devo cucinare. Glielo da mangiare agli invitati. Sì, e mia moglie ha invitato qua, non lo so chi è, come si chiama quello lì?
Che è? Come si chiama? trombetta. Ah, il signor Trombetta, sì. Trombetta, che guida con trombetta, che cammina trombetta e gli deve fare la pata di pesce. E io gli sto facendo vedere, vediamo se ci posso fare Vabbè, qualche... guarda che quelli si mettono in freezer, eh? Siccome il freezer è quello là noi che lo devo aggiustare pure non mi funziona, ci congelo questo e c'è rifurdo. Vabbè, c'è così. rifurdo. Vabbè, così il pesce sembra più fresco, Fammi andare via, va, ciao Omar, ciao. Vabbè, mamma mia, ma c'è una confusione oggi. Questo stoccafisso l'ho messo a forza. Subito, l'ha preso, ciac, dentro il forno. Sì, solo che come ti ho detto, ora è Scusi, poco, cosa sta facendo? È poco. E ci cosa sta facendo? Sì, ma ci faccio una bella patatata. Cos'è patata? È una patatata perché siccome io non voglio fare mala figura. Io non voglio fare mala figura. E allora? Con due pezzi di baccalà che va a fare. Sì, ma scusi, lei Con invita. due pezzetti di baccalà, di stoccafisso. Ma scusi, lei invita con due pezzettini di pesce e poi le fa patate che per 20 persone, non Ma lo ci so. devo fare ridere a nessuno, che io devo nascondere che lui è chi. Devo Sì, nascondere. e fa Allora, patate, eh? No, faccio è l'unica cosa che costa di meno. Ci faccio Sì. una patata, ci metto le patate, ci faccio un chiaro stomaco, ci faccio un chiaro lo stomaco. Sì. E loro ci unghiano. C'è un chiuso, va bene, ok. Chi è che parla? Ah, fuori! Sì! Chi è? Ah, l'arrotino. Ah, c'è l'arrotino, sì. Sì, quello che ammula forbice e mula con te. Sì, ammula, sì. Ammula. Sì, non so come parla lei, però. Sì, il mulo è lui, e io ammula e io con Danietta con la forbice ammuliamo. Lascia stare, Non lo so devo io. mettere questo qua, quello adesso l'ho già messo a forno qua, Vabbè, e uno lo mette a forno di là. Lavori, c'è un via vai oggi Sì, incredibile, vai, eh. siamo allegri. Non lo sento. Come non lo sente? Stacchi allora, lasci perdere. Sei staccato. Sì. Vabbè, ok. Chi è? Di nuovo, suona di nuovo, non sa chi era. Risponda, suona. Pronto? Non mi ricordo chi era. Non mi ricordo chi era. Non mi ricordo chi. A qualche Telecom. Chiunque. A Santonietta, come vuole essere? Delle due che mi deve. Chi era? Non mi ricordo chi era. Pronto? Chi è? Delle due? Delle due, nelle. Ah, vino bianco, vino rosso, vino cannella, non ci sto capendo più niente. Sì, sei rincoglionito.